Buongiorno a tutti, mezzogiorno in punto per stare insieme un'oretta, per raccontare a voi quello che sta succedendo a Nord-Est, quello che è accaduto nelle ultime ore. Poi comunque alle 12:30 ci collegheremo con Marghera, dove il Presidente del Veneto Luca Zaia farà il punto della situazione per quanto riguarda la pandemia Covid, e fino alle 12:30 però insomma abbiamo tempo di raccontarvi quello che accade a Nord-Est. A proposito di Covid, un po' di servizi che tra poco vedremo, che proprio ci raccontano l'andamento delle ultime ore, soprattutto per quello che riguarda insomma la discussione su Green Pass, locali eccetera, scuole anche naturalmente. Prima però insomma affrontiamo in questa prima parte di Focus la vicenda Afghanistan. Infatti insomma continua il ponte aereo per riportare in Italia, per portare in Italia molte famiglie di afghani che hanno collaborato con il nostro paese, e c'è anche un appuntamento dalle nostre parti, a Venezia per la precisione, perché domani, tra l'altro era stato annunciato per oggi, invece sarà domani, un flash mob delle donne veneziane proprio per insomma sostenere le donne afghane, quindi per insomma accendere i riflettori come dicevamo su di loro. Intanto c'è stato un vertice in prefettura a Venezia, un vertice che ha fatto un po' il punto della situazione sui numeri. Purtroppo non sono molti i posti a disposizione per l'accoglienza dei profughi afghani, ci sono 100 posti in Veneto ma per tutti, non solo per gli afghani, quindi si sta cercando un po' di rivedere la burocrazia e cercare di aumentare i posti, anche perché sono moltissime le famiglie italiane, venete, che sono pronte ad ospitarli. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. L'arrivo dei primi rifugiati dall'Afghanistan è previsto in tutto il Veneto per il 30 agosto, 87 persone in tutto, uomini, donne e i loro bambini. È un'accoglienza diversa da quella che abbiamo fatto finora, perché qui stiamo parlando di persone che hanno un certo livello di cultura e quindi esprimono certe esigenze, tutte persone che collaboravano con i nostri militari, hanno bambini, anche piccoli, sono nuclei familiari. Un incontro soprattutto organizzativo, quello tra le 7 prefetture del Veneto, coordinate da Vittorio Zappalorto, prefetto di Venezia. Per queste famiglie, spiega, servono alloggi dignitosi. L'appello va a 360 gradi. Stiamo cercando di fare un appello anche ai militari perché mettano a disposizione tutto quello che c'è sul territorio del Veneto. Parlo di palazzine che sono state dismesse anni fa o altri tipi di residenze che possono essere in grado di accogliere in maniera dignitosa queste persone. Durante la riunione si è trovata la sistemazione per 41 di queste 87 persone che ancora mancavano di un alloggio, famiglie numerose composte anche da 9-10 persone che andranno in provincia di Venezia, Treviso e Padova. Intanto a Venezia il prefetto Zappalorto sta preparando una lettera per tutti i comuni. L'invito che faccio a tutti i sindaci è quello di rendersi disponibili, di rendere disponibili le strutture che hanno, qualsiasi tipo di struttura, e anche alle famiglie, ai singoli privati, di dare ospitalità a queste persone che hanno aiutato i nostri militari quando i nostri militari erano in situazioni di grave pericolo. Quindi si tratta di persone che hanno anche salvato la vita ai nostri militari. Il tavolo regionale si riunirà a metà settembre per fare il punto della situazione, ma è pronto a ritrovarsi in caso di emergenza. Anche la rotta balcanica preoccupa, come preoccupa la grande incertezza su numeri e date di arrivo di altre persone. Il flash mob di cui parlavo poco fa per le donne, sostenere le donne afghane, che insomma parte dalle donne veneziane ma anche da altre associazioni, è, non vi ho detto dov'è, è a Campo San Geremia a Venezia, domani alle 12. Adesso vi raccontiamo la storia di Ati, un afghano che è in Italia da più di 14 anni e che dopo la presa del potere da parte dei talebani nel suo paese chiede che anche la sua famiglia possa arrivare qui in Italia. Vorrei chiedere che la mia famiglia mi raggiunga qua. Io lavoro qua, vivo qua, tutto regolare. Questo è l'appello che fa Atigolà Otaki, chiamato da tutti Ati, afghano in Italia regolarmente dal 2007, prima a Chioggia dove ha studiato, alla scuola alberghiera,
poi a Venezia, dove ha lavorato nella ristorazione. In Afghanistan è una situazione molto drammatica e molto difficile. È una situazione che non si capisce più niente cosa accadrà e cosa succederà. Anche le donne non possono mettersi smalto, non possono più andare con i capelli scoperti o devono mettersi burka. Una donna da sola non può viaggiare se non è accompagnata da un uomo o da suo marito. Se è un uomo che non è suo marito, vengono assassinati entrambi per la legge dell'Islam. A Kabul ha la sua famiglia, una moglie e 3 figli. Il più grande ha 8 anni, mentre la più piccola, Stella, ne compirà 4 a dicembre. La nostra famiglia è in vero pericolo perché noi abbiamo lavorato con la NATO, abbiamo dato un aiuto e loro dicono chi ha lavorato, chi ha rubato, chi ha guadagnato questi soldi, adesso la loro vita è in pericolo e le uccidiamo, non le lasciamo a vivere. L'Afghanistan rischia di diventare una palestra per i terroristi, ci avvisa Hati. Quello che noi chiediamo che i 50 paesi del mondo sono venuti, non hanno toccato il punto giusto, quello è Pakistan, creatore dei terroristi talebani che le mandano per giro per il mondo. Questo non è un pericolo oggi per noi, questo è un domani un pericolo anche per voi occidentali, perché Afghanistan sarà un campo di addestramento per i terroristi talebani che la manderanno in giro per il mondo. Con lui c'è anche il giornalista esperto di conflitti in Medio Oriente, Claudio Locatelli, che proprio in questi giorni avrebbe voluto partire per l'Afghanistan. Che ognuno faccia la propria parte. Dopo l'iniziale trauma, il tempo dello shock per le immagini di Kabul è finito. Bisogna agire praticamente e ognuno può fare un piccolo caso. Questo è un caso importante. La famiglia di Hati è a rischio e si trova bloccata a 2 passi dall'aeroporto di Kabul e il ponte aereo sta per finire. O si aiutano ora o rischio di non poter mai più uscire e questa famiglia rimanere divisa per non si sa quanto, se non addirittura per sempre. Davvero una tragedia, sono le 12:07. Prima di cambiare completamente argomento andiamo a Tokyo perché sono iniziate le Paralimpiadi e insomma è arrivata già la prima medaglia, tra l'altro da un atleta padovano. Parliamo del bronzo nei 100 metri dorso, naturalmente nuoto la specialità, la disciplina, ed è Francesco Bettella che ha vinto questa splendida medaglia di bronzo ed è la prima medaglia per l'Italia. Aveva regalato la prima medaglia anche alle Paralimpiadi di Rio, sempre Bettella, ingegnere che si divide tra il nuoto e lo studio, e quindi insomma intanto complimenti ovviamente e aspettiamo altri successi azzurri. La cronaca con la drammatica morte di un bambino di 5 anni che era stato visitato in 3 ospedali, Chioggia, Adria e Padova, e poi insomma a Padova non ce l'ha fatta e insomma c'è ovviamente da capire, da andare a fondo e capire che cosa sia accaduto. Noi abbiamo attivato un'ispezione perché davanti a una tragedia come questa, la mia vicinanza va alla famiglia per quanto possa servire, è fondamentale che si faccia chiarezza e soprattutto si fotografi subito la situazione. Il presidente del Veneto Luca Zaia invia gli ispettori sanitari per far luce sulla morte di Giacomo Lionello. Il bambino di 5 anni di Portoviro si era sentito male domenica ed è morto nel reparto di terapia intensiva della pediatria di Padova dopo essere stato portato in ospedale ad Adria e Chioggia. Una tragedia ancora senza spiegazione che getta nel dolore i genitori. Domenica il piccolo aveva accusato mal di pancia e vomito. All'ospedale di Adria, dove mamma e papà lo avevano portato, viene diagnosticata una gastroenterite, ma dopo il ritorno a casa il forte malessere persiste e i genitori corrono all'ospedale di Chioggia. Qui il piccolo ha 3 arresti cardiaci e viene deciso il trasferimento in terapia intensiva a Padova, centro di riferimento per la rianimazione. La morte purtroppo è avvenuta nella mattinata di lunedì. Sotto la lente di osservazione tutte e 3 le strutture ospedaliere per ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita del bambino. Tutto percorso in modo tale che la Regione dà una foto di un'ispezione ovviamente super partes, sentendo tutti gli operatori, valutando tutti i passaggi, le cartelle cliniche eccetera, e avrà un fascicolo che darà mano alle autorità. In queste ore inoltre dovrebbe essere disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso del piccolo Giacomo. Tra poco ci collegheremo con Padova, faremo il punto della situazione, di quello che sta accadendo in città, ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo proprio per trasferirci a Padova. (12:13), eccoci di nuovo in studio, ma andiamo subito a Padova, non facciamo perdere tempo a Chiara Gaiani che è in collegamento con noi da Piazza delle Erbe,
Buongiorno Chiara, Buongiorno Federico. Buongiorno. Abbiamo parlato di Afghanistan e di profughi in apertura di Focus, abbiamo dato qualche numero, abbiamo visto il tuo servizio con il prefetto Zappalorto per fare così il punto della situazione in Veneto. Ci sono novità da Padova su questo fronte? Sì, Padova è una città che si sta organizzando per l'accoglienza del primo contingente di rifugiati dall'Afghanistan. Lo avete sentito dal servizio, sono 87 le persone che arriveranno il 30 agosto, quindi la prossima settimana. Per 41 c'erano ancora delle difficoltà a reperire un alloggio. Padova aveva già messo a disposizione 3 appartamenti per accogliere 13 persone, 2 appartamenti nella città di Padova, un appartamento a Piazzola. Ecco, si è trovato posto per un'altra famiglia molto numerosa di 9-10 persone, non è stato in grado di essere più preciso ieri il prefetto Zappalorto, che arriverà qui. Quindi diciamo che tutta la rete dell'accoglienza si sta muovendo. Un'accoglienza, ha tenuto a precisare ieri il prefetto Zappalorto, e lo stanno facendo anche tutti i colleghi delle province del Veneto, che è un'accoglienza diversa. L'ondata migratoria che di fatto si è tra virgolette recentemente conclusa vedeva l'arrivo di persone, di maschi che arrivavano da sole, persone giovani, tante volte non in grado senza un vero mestiere, senza una formazione culturale. Le persone invece che stanno arrivando attraverso il ponte umanitario organizzato dal nostro governo sono tutte persone di una certa cultura, persone che hanno salvato anche la vita ai militari italiani in alcune occasioni, e soprattutto si tratta di persone che portano con sé la loro famiglia, quindi anche bambini molto piccoli. È tutto da rivedere e c'è grande preoccupazione per quanto potrà accadere per gli arrivi dalla rotta balcanica, dove già ci sono delle persone in marcia e molti potrebbero essere minori non accompagnati. Quindi è tutto da capire, nessuna certezza, e sappiamo che anche l'incertezza rappresenta una grande difficoltà. Sì, però tanta disponibilità, questo è sicuramente un aspetto positivo. Ancora una volta, il calore dei veneti su questo è indiscusso. Abbiamo anche detto che domani alle 12 ci sarà un flash mob a Campo San Geremia a Venezia, le donne afghane sostenute da questo flash mob, delle donne italiane ma anche di altre associazioni. E finché parlavi guardavo le immagini, lì intorno a te vedo passare tanta gente, se non ho visto male anche qualcuno con la macchina fotografica, chiaro, indice di turismo. Hai questa stessa sensazione, Chiara? Sì, Federico, anzi te lo confermo, una sensazione suffragata da dati certi, perché ho sentito l'assessore alla cultura, uno dei grandi promotori dell'iniziativa che ha portato poi Padova un mese fa ad avere il sigillo UNESCO. L'assessore Andrea Colasio ha definito quello che tu hai raccontato adesso effetto UNESCO. Davvero una Padova che in queste prime settimane d'agosto è stata presa d'assalto, tra virgolette presa d'assalto, soprattutto negli 8 siti che hanno ricevuto il sigillo dell'UNESCO. Alle mie spalle il collega Cristiano Chieliendi vi sta sicuramente facendo vedere uno dei siti più belli, ma conosciuti in realtà da pochi fino a poco tempo fa. Parliamo del Palazzo della Ragione, che ha avuto una media in questo mese di agosto stellare di visite mai viste prima, 350 persone al giorno. Tutto esaurito ovviamente alla conosciutissima Cappella degli Scrovegni, ma anche in altri siti come il Battistero, altra culla del Medioevo padovano, e anche per esempio l'oratorio di San Michele, che è un oratorio davvero molto piccolo, magari anche qualche padovano non lo conosce, dove ci sono una media di 20 persone al giorno. Padova si sta organizzando tra l'altro per accoglienza, sta mettendo a punto il biglietto unico che partirà già con il prossimo mese di settembre. Tante novità che vi racconteremo nei servizi di questa sera. Bene, grazie Chiara. Infatti ho detto in apertura di collegamento con te che non volevo farti perdere tempo. In realtà era proprio a significare che certamente hai già molti appuntamenti per arricchire il telegiornale di questa sera. Quindi buon lavoro a te e a Christian e ci rivedremo naturalmente questa sera. Ciao. Con il nostro TG di Telenord Est. Ciao, buongiorno. Piccola, apriamo questa
pagina sul Covid, ma soprattutto sul Green Pass, cioè tutto quello che c'è di corollario alla pandemia vera e propria. Vi ricordo che siamo in attesa di collegarci con Marghera, dove alle 12:30 interverrà nella sala della Protezione Civile regionale, interverrà il governatore Luca Zaia, il punto della situazione sul Covid. Uno dei temi però di maggiore attualità è quello delle mense aziendali, cioè si può pranzare all'interno delle mense aziendali solo con il Green Pass, che quindi è obbligatorio per i lavoratori. La CGIL però, e i sindacati un po' in generale, sono critici perché vorrebbero regole più chiare. Sentiamo un po'. Premesso che evidentemente il vaccino sia da consigliare, da suggerire, da raccomandare a ciascuno, perché evidentemente è utile a contenere il contagio da coronavirus, quello a cui stiamo assistendo ha del paradossale, perché non c'è una norma di legge che oggi obblighi il Green Pass nelle mense aziendali, ma bensì una FAQ dello stesso Ministero presente nel sito. Secondo la CGIL c'è ancora troppa poca chiarezza sull'obbligo del Green Pass nelle mense aziendali. Il governo deve decidere come gestire la situazione. Non penso che sia utile per uno Stato raffigurare questo come una fonte di diritto. È evidente che questo vulnus è necessario e urgente recuperarlo attraverso una norma che o estenda l'obbligo del vaccino a tutti o che chiarisca che le mense aziendali, essendo parte del luogo di lavoro, non abbiano questo tipo di obbligo. Si deve escludere ad ogni modo il rischio di discriminazione tra i lavoratori nel rispetto della privacy e soprattutto della loro salute. Il governo ha il compito delle leggi e delle norme, i cittadini di rispettarle, le imprese di contribuire allo sviluppo e al progresso del paese, non al proprio profitto. Questi sono gli ambiti in cui dobbiamo orientare, per cui utilizzare il sistema delle mense per invogliare le persone a vaccinarsi ci sembra dare la sculacciata a chi si comporta male. No, questo non lo accettiamo. I lavoratori hanno tutti la stessa dignità. 12:20, stavo guardando proprio l'orologio, questo mercoledì 25 agosto, siamo insieme da mezzogiorno, alle 12:30 il collegamento con Marghera e con il governatore Luca Zaia. Abbiamo visto la situazione nelle mense aziendali per quanto riguarda il Green Pass. Andiamo all'università, perché anche l'Università di Padova riparte con il Green Pass per accedere alle aule, alle biblioteche, eccetera. Infatti sarà obbligatorio averlo. Al Bo si entrerà solo con il Green Pass. L'Università di Padova ha stilato le linee guida per il rientro in aula dei suoi 60.000 studenti iscritti. Si tornerà a far lezione in presenza, quindi con distanziamento, ma non con la turnazione dei posti. Resteranno valide le linee guida che in questi anni abbiamo imparato a conoscere. Obbligo della mascherina, areazione periodica degli ambienti, frequente igienizzazione delle mani e flussi di ingressi e uscite separate. È un anno importante, l'800° della fondazione della nostra università, si legge in una lettera aperta agli studenti firmata dal rettore Rosario Rizzuto e dalla rettrice eletta Daniela Mappelli. Non ci sarà modo migliore di celebrare la nostra storia e la nostra identità che riavere con noi nel nostro campus diffuso tutti i nostri studenti. Resta comunque attiva la possibilità di seguire le lezioni da remoto per chi non può raggiungere la città o non può vaccinarsi. Accesso quindi consentito solo con certificato verde alle aule, ai laboratori, alle biblioteche e agli uffici dell'Università di Padova. E quindi questa è la situazione per quanto riguarda il Green Pass all'università. Sono molti i luoghi per i quali si discute di questi provvedimenti e del Green Pass, non soltanto quelli che abbiamo sentito, ma ovviamente ristoranti, alberghi, eccetera. Ci spostiamo sull'altopiano, poi ci fermiamo per un attimo per andare a Marghera subito dopo dal governatore Zaia. Ci spostiamo in altopiano per un servizio che ha realizzato la nostra redazione sui turisti in costume da bagno, picnic, giochi, schiamazzi, insomma una situazione davvero al limite dell'indecoroso che abbiamo registrato. Vediamo.
Un luogo di silenzio per fare memoria e onorare chi ha perso la vita combattendo. Rispettano così il cimitero italo-austriaco e britannico di Val Magnaboschi a Roana questi turisti fotografati in atteggiamenti davvero poco decorosi. 2 persone sono in costume da bagno, uno è steso su un lettino da picnic, un altro si intravede dormire steso a terra. Una coppia è a pochissimi metri dalla lunga distesa di lapidi. Immagini da brividi, il rispetto dei morti, dei caduti in uno dei conflitti più dolorosi della storia dell'umanità non merita davvero questo. Dobbiamo sempre chiederci se questo è un uomo, no? Questo è il principio fondamentale, quindi contare prima di tutto sul singolo individuo che abbia rispetto di quelle aree sacre. L'amministrazione del canto suo aveva messo la tabellonistica già da tempo, l'area è nota, però sa, al peggio a volte non c'è mai rimedio. Si chiede il rispetto dell'area sacra, sono vietati picnic, schiamazzi e giochi nei cartelloni. Il regolamento e le sanzioni ci sono e l'amministrazione promette di farle applicare. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo. Vi ricordo, alle 12.30 ci trasferiamo a Marghera per sentire il presidente del Veneto, Luca Zaia. Intanto un attimo di pausa. 12.27, ancora un paio di minuti, poi andremo a Marghera. Nel frattempo Vicenza ha preparato un servizio relativo a un sequestro della Guardia di Finanza che ha individuato in pratica un distributore di carburante completamente abusivo. Vediamo il servizio insieme. San Pietro Mussolino era diventato un vero e proprio distributore di carburanti abusivo. Il garage e il piazzale antistante un'abitazione privata collocata nella parte alta della Valle del Chiampo. L'attività illecita e pericolosa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza, che ha denunciato 2 persone per la commercializzazione di carburante in evasione d'imposta. 3.000 litri di gasolio per autotrazione sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Arzignano, che avevano avviato le indagini in zona dopo aver notato incongruenze nella banca dati nel settore delle accise. Le ricerche hanno portato gli uomini delle Fiamme Gialle a controllare alcune zone della Valle del Lagno e del Chiampo. La presenza di numerosi fusti metallici e cisterne di plastica per lo stoccaggio di carburante nel cortile esterno di questo edificio avevano insospettito i finanzieri, che hanno voluto vederci chiaro. Hanno controllato il movimento di mezzi e uomini e alla fine hanno fatto scattare 2 diverse perquisizioni. Oltre ai contenitori nel cortile sono state rinvenute e sequestrate altre grosse taniche piene di gasolio nel garage dell'abitazione, con beccucci di erogazione del carburante. È stata così posta fine all'illecita attività commerciale, esercitata pericolosamente perché incurante del minimo rispetto delle norme di sicurezza e antincendio. Questa è dunque la cronaca che arriva da Vicenza. Vedete la sala della Protezione Civile regionale di Marghera, in attesa del governatore, la sua solita postazione con i microfoni di radio e televisioni, oltre ovviamente ai giornalisti della carta stampata che sono lì presenti. Intanto vi ricordo che è arrivata la prima medaglia alle Paralimpiadi di Tokyo. Infatti all'Aquatics Center di Tokyo, appunto, ha vinto la medaglia di bronzo un padovano che è l'ingegner Francesco Bettella. Francesco Bettella ha vinto il bronzo nei 100 dorso, parliamo di nuoto ovviamente, e quindi insomma questa è la prima medaglia delle Paralimpiadi per l'Italia. Tra l'altro Bettella aveva vinto anche la prima medaglia a Rio, quindi era stato anche il primo medagliato in quella circostanza. Vedevo poco fa, poi insomma approfondirete, che invece ci sono delle dichiarazioni di Bebe Vio, insomma anche lei veneta e insomma grande atleta della nostra rappresentativa paralimpica a Tokyo, che ha detto non gareggerò nella disciplina della sciabola, quindi è una novità questa, insomma dice non vi posso spiegare adesso, vi dirò più avanti il motivo, sto andando a fare il tifo per i miei compagni, ma io non gareggerò nella sciabola, ma solo nel fioretto, quindi insomma cercheremo di capire meglio perché questa variazione, diciamo, rispetto a quanto era stato annunciato. Vi segnalo adesso, ovviamente Luca Zaia
parlerà immagino anche e soprattutto in apertura del Covid, che i contagi, dice, questa è una dichiarazione di Giovanni Sebastiani, che è un matematico dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche, quindi il cosiddetto CNR. Da lui arriva questa notizia che i contagi stanno dando segnali di ripresa in Italia, con la Sicilia che ha anche numeri da zona gialla per i ricoveri, infrenata la crescita a livello nazionale degli ingressi giornalieri nelle terapie intensive e i primi segnali di frenata anche della crescita dei decessi, mentre rallenta il ritmo della campagna vaccinale. Questi sono un po' i dati emersi sapete che ogni settimana c'è una sorta di verifica dei numeri della settimana precedente, quindi evidentemente l'ultima settimana sta dando questi segnali statistici che vengono rilevati. Dopo aver stazionato su una situazione, diciamo così, piatta per circa 10 giorni, l'ultima settimana, quindi i cambiamenti dell'ultima settimana, dice che c'è una ripresa del numero dei contagi, quindi del numero dei positivi che a quanto pare stanno di nuovo aumentando, e il rilevamento è fino al 24, quindi un rilevamento fatto fino a ieri. Questi sono un po' i dati che vengono analizzati a livello nazionale, poi ovviamente immagino che Luca Zaia darà dei dati più legati al Veneto, quindi alla nostra situazione regionale, dove almeno insomma fino a pochi giorni fa non preoccupava la situazione dei ricoveri, non preoccupava nel senso come numeri assoluti, però in realtà insomma l'aumento dei ricoveri c'era. E cosa significa? L'aumento dei ricoveri quando si va, questo insomma l'ho imparato anch'io in questi giorni, quando si va oltre i 50 ricoveri in terapia intensiva scatta, diciamo, una sorta di allerta, e quindi una parte del personale viene spostata a seguire i malati di Covid, e non è una buona notizia. Ma sentiamo invece le notizie proprio dell'ultima ora che arrivano proprio dal governatore Luca Zaia. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi abbiamo due ospiti, fra l'altro d'eccezione, perché vogliamo trattare un paio di argomenti importanti che poi andrò a elencare. Quindi l'assessore Lanzarini la conoscete, la dottoressa Russo spesso viene nelle nostre conferenze stampa e oggi ci parlerà di tutto quello che è la farmacosorveglianza e le reazioni avverse dai vaccini in Veneto, le statistiche, anche per chiarire alcuni aspetti, dubbi anche logici che magari nascono nella testa dei cittadini rispetto al fatto che mi vaccino muoio, mi vaccino mi ammalo tutta la vita. Ecco, noi portiamo dati scientifici relativi a 6.114.000 vaccinazioni fatte in Veneto e oltre 65 milioni di vaccinazioni fatte a livello nazionale. E poi il dottor Patrizio Sarto, che è un punto di riferimento per la medicina dello sport, è un cardiologo, è direttore della medicina dello sport dell'azienda 2, oltre ad essere coordinatore per la regione del progetto Veneto Esercizio Fisico nella cronicità, quindi è un esperto di tutto quello che è la medicina dello sport e quindi ha rapporti quotidiani con gli sportivi, sia agonisti che non agonisti. E tra le tante cose ha lavorato peraltro volontariamente 5 mesi nei reparti Covid, sia nella prima fase che nella seconda fase. Ovviamente come medico nostro dipendente mi ha chiesto di poter lavorare nei reparti Covid, quindi si è fatto marzo-aprile nella prima fase e novembre, dicembre, gennaio nella seconda fase. Però la cosa più interessante, lo dico io, è che lui è un campione mondiale, nel senso che il dottor Sarto è stato 7 volte campione mondiale per nel pattinaggio a rotelle e anche 4 record mondiali. Detto questo, lui parlerà invece oggi di che impatto ha il Covid sullo sportivo, costi e benefici della vaccinazione per lo sportivo, rispondendo anche ai tanti logici quesiti che magari i genitori si fanno rispetto a quello che è il ragazzo che fa sport, se deve vaccinarsi oppure no, i rischi o non i rischi, quello che è. E ne approfittiamo, inutile che ci giriamo attorno al palo, anche di parlare visto che c'è stata la notizia della pericardite o delle miocarditi, quello che è
come effetto avverso sugli sportivi vedremo anche qual è l'incidenza reale sancita, diciamo, a livello internazionale rispetto ai vaccini fatti, quindi anche qui informazioni. Quindi andrei veloce, farei il bollettino, dopodiché domande, e io poi dovrò, mi scuso anche con i relatori, lasciarvi perché ho il funerale del senatore Saviane oggi, per cui voglio assolutamente esserci. Allora, tamponi molecolari 6.287.718 e tamponi molecolari 6.339.164. C'è da dire che i positivi nelle ultime 24 ore sono 847, positivi intercettati, pensate, con 41.870 tamponi, quindi stiamo facendo veramente tanti tamponi, 2,02 di incidenza. I positivi di oggi, o meglio i positivi ad oggi, sono 12.537, il numero dei positivi dal 21 febbraio 2020 sono 451.111. Ricoveri. I ricoverati in totale oggi in Veneto sono 262, meno 11. I 262 sono così distribuiti: 212 nell'area non critica, meno 6, e 50 nell'area ovviamente di terapia intensiva dell'area critica, meno 5. Le terapie intensive non Covid sono 349, che ovviamente si sommano a quelle Covid che sono 50 e sono sostanzialmente 499. Totale dei decessi più 5, 11.673. Non so se sia automatico, ma l'uscita delle terapie intensive è meno 5. Ripeto, non so se l'automatismo c'è, ma in pratica c'è comunque, lo sappiamo. 22.789 i dimessi, che continuo a dirlo perché vedo che c'è ancora qualcuno che non ha assimilato il concetto. Cerchiamo il totale dei positivi. Forse qua. 451.000. No, ma volevo la tabella qua. No. Forse qua no. Un attimo solo. Eccoli qua. 451.000 positivi. Gli unici che sono andati in ospedale sono i 22.000. Non lo dico perché sembra che le cure domiciliari le sappiano fare solo gli altri. Cioè il Veneto ha questi numeri: 451.000 positivi, dei quali 22.000 sono andati in ospedale. E rispetto ai morti e alle uscite delle terapie intensive, vi voglio dire che c'è stato un decesso anche questa notte a Rovigo, 54 anni. Stamattina in riunione la dottoressa Simeonato ci ha riferito senza alcuna patologia, Covid puro. Abbiamo sempre a Rovigo, fra l'altro, una 32enne, un 57enne e un 71enne, tutti e tre non vaccinati. 32, 57 e 71, tutti e tre non vaccinati, in terapia intensiva. E stanotte ha perso la vita purtroppo un signore di 54 anni, non vaccinato. Sui vaccini si sta andando bene, abbiamo fatto quasi 20.000 dosi nelle ultime 24 ore. C'è un incremento delle prenotazioni per le vaccinazioni e questo diciamo che è assolutamente positivo. Ricordo ai cittadini che l'accesso diretto, ne abbiamo parlato anche stamattina in riunione, si garantisce dai 12 ai 25 anni
e dai 60 anni in su accesso diretto senza alcuna prenotazione. Abbiamo dato un'ulteriore disposizione a tutti i centri vaccinali da oggi, che se qualcuno si presentasse a fine giornata, i famosi riservisti eccetera, non si stia lì tanto a pignolare, perché comunque noi vaccini ne abbiamo a disposizione e stiamo oggi lavorando, diciamo, a metà produzione rispetto a quella che comunemente riusciamo a fare con quella dotazione di personale e con quella organizzazione. Considerate che facciamo mediamente 20.000 vaccini al giorno, il nostro target è dai 40.000 in su. Quindi i riservisti, i panchinari, come qualcuno li ha chiamati, insomma, quelli del tentato vaccino, come li definivamo nelle prime settimane, sono assolutamente accoglibili. A volte capita, no? Arriva il familiare che accompagna e dice ma potrei farlo anch'io, ecco, evitiamo di fare i burocrati. Non aggiungo altro perché ci sono due relazioni interessanti. Voglio dirvi un'ultima roba solo sui monoclonali. Voi sapete che siamo la regione che utilizza il 50% dei monoclonali somministrati in Italia. E partirà una lettera da parte del dottor Flora a tutte le ULS e quindi di conseguenza cercheremo di fare sempre via mail informazioni a tutti i medici, anche i medici di base, per il fatto che AIFA l'8 agosto al 9 agosto ha deciso di togliere, diciamo, le famose comorbidità, cioè di dire che gli individui candidabili al monoclonale dovevano avere determinate caratteristiche. Oggi è aperto a tutti. Cosa significa per i cittadini? Prima era aperto a tutti dai 65 anni in su. Se avevi meno di 65 anni, per avere un'infusione di anticorpi monoclonali doveva avere, che so, essere un grande obeso, avere il diabete o altre patologie. Con questa determinazione è aperto a tutti. Ovvio è che adesso i nostri uffici col contact tracing, quando parleranno con il positivo e dirà sì, sono sintomatico, gli diranno questo numero di telefono, ti puoi rivolgere se vuoi sottoporti alla somministrazione dell'anticorpo monoclonale. Sono quelli di Trump, no? Sono diventati famosi con Trump. Ecco, noi diciamo che la somministrazione di monoclonali in Veneto ad oggi ci porta a dire che non c'è stata neanche una mortalità. E questo è un bel dato. Del resto abbiamo visto, se conoscete qualcuno che li ha fatti, vi racconterà dell'esito post infusione. Considerate che sui monoclonali ci sono delle aziende che annunciano per fine anno addirittura la somministrazione per via orale, neanche più endovenosa. Siamo già, diciamo, a quella intramuscolare, quindi con un'iniezione normale, e c'è già l'annuncio di possibili, diciamo, formulazioni per via orale, che vuol dire che uno si prende le 2 pasticche e in teoria dovrebbe risolvere i suoi problemi. Se avete domande, prego. Ecco, si è prenotata Alda Manzano, prego. Grazie Presidente. Buongiorno. Quindi, facendo subito un chiarimento su questa cosa dei monoclonali, quando uno sarà il contact tracing, il servizio del... Sì, o il medico di base. Medico di base? Diciamo, stiamo tentando di robustire la rete dell'informazione. Quindi la persona si scopre positiva facendo il tampone, a quel punto o il medico di base o qualcuno del servizio di prevenzione gli dirà questo è il numero di telefono da chiamare. Aggiungiamo di più, che qualsiasi cittadino che ha sintomi è candidabile ai monoclonali, per cui può chiedere la somministrazione monoclonale. Ma ce ne sono? Per tutti? Sì, noi ne abbiamo. La seconda domanda, Presidente, invece è sulla... lei ieri ha dato un dato relativo alle vaccinazioni ha detto un generico over 12. Volevo capire un attimino come siamo messi con i ragazzi rispetto alle vaccinazioni e prenotazioni. E poi se intende come Presidente della Regione attuare delle iniziative per sensibilizzare di più i ragazzi nei confronti della vaccinazione. La Regione Lombardia, ad esempio, ha deciso di fare degli spot, immagino, in alcuni canali sociali, compreso TikTok, che è seguitissimo dai ragazzi. Allora, noi al momento non abbiamo questo programma.
e le vaccinazioni dai 12-19 anni sono il 52,8% con almeno una dose e completate 24,2%, ma stanno crescendo. No, non lo so. 57%. Nessun tipo di al momento no. promozione. Posso cambiare argomento? Avrei due domande extra. Oggi il prefetto di Venezia, che è anche coordinatore per tutte le prefetture del Veneto, dice che in Veneto ci saranno soltanto 100 posti disponibili per l'accoglienza dei profughi, che non sono pochi, dice, solo per i profughi afghani, ma anche se si dovesse presentare un'emergenza da altri paesi, Libia o altro, non ci sarebbero più possibilità, e temeva soprattutto con reazioni da parte di sindaci ricordando quello che c'era stato in passato, barricate, manifestazioni eccetera. Secondo lei questi 100 posti possono essere incrementati da parte dei sindaci? La regione può fare qualcosa oppure siamo fermi lì? No, noi no. I sindaci sono, come si può dire, gli unici autorizzati a parlare per il proprio territorio. Dico anche che questo è un territorio che ha dato non poco, basterebbe guardare i dati della presenza degli immigrati che si sono integrati, che hanno un progetto di vita in Veneto, però noi quando altri territori non sapevano neanche cosa fosse l'immigrazione l'abbiamo conosciuta, noi abbiamo l'11% della popolazione che è immigrata in Veneto. E dopodiché questi arrivi di afghani, è giusto anche dire che dalle notizie che abbiamo sono lavoratori delle ambasciate e collaboratori. Ho anche l'impressione poi che vista la situazione non so poi che evoluzione ci sarà oggettivamente, quindi mi fermo qui. Poi invece volevo un approfondimento sull'autonomia. Ieri ne abbiamo parlato a Palazzo Balbi e volevo capire un attimino quali sono i punti critici di questa proposta del Ministro Gelmini o del documento sul quale state presentando le osservazioni. No, io ho l'impressione, fra l'altro, e ne approfitto, grazie, forse mi sono espresso male, non ci siamo, e quindi ho creato io magari qualche dubbio, nel senso che vorrei dire, noi stiamo preparando le osservazioni sulla base di documenti che abbiamo in casa, che non sono del Ministro Gelmini, nel senso che non è il Ministro che ci ha proposto un documento, non esiste un documento Gelmini, esistono documenti del passato governo che noi, siccome li abbiamo contestati, vogliamo mettere nero su bianco i punti che non ci vanno bene affinché questo governo sappia che non si parta da quei punti là, perché sennò è un nulla di fatto per noi. Scusate se vi ho indotto magari in una confusione, ma errore mio, nel senso che dovevo essere più chiaro, ma siccome ve l'ho detto al volo ieri, così a fine conferenza stampa. Ma e quindi scusa un attimo, quindi sta parlando della legge quadro boccia di documenti inviati dallo scorso governo. Ma la trattativa riprenderà? Avete notizie su una... Sì, cioè, con questo governo la trattativa riprenderà. Ci eravamo dati come step la ripresa, diciamo, dei dialoghi dopo la pausa estiva e dopo aver visto come si sarebbe evoluta l'infezione durante l'estate, per evitare di mettersi a parlare di questi temi magari con gli ospedali pieni. Perdonatemi, ma insomma questo purtroppo è quello che passa al convento in questi ultimi 20 mesi, quindi questo è il tema. Incontrerò sicuramente il Ministro Gelmini le prossime settimane, cioè, ho intenzione di incontrare alcuni esponenti del governo su questo tema le prossime settimane, su questo tema e anche su altri temi. Per esempio c'è un grande tema, quello del PNRR, che ci sta a cuore, sul quale vorremmo fare una riflessione al governo. Lei, a proposito del PNR, quando ci fu la commissione bicamerale che venne in Veneto, disse che questo PNR ha una base troppo centralista e non va bene. Ci sono state modifiche o contatti? Allora, oggi è elemento di discussione a livello nazionale con la Commissione europea, però è pur vero che poi l'atterraggio sui territori prevede cantierabilità. E se la cantierabilità è quella che noi conosciamo,
noi vogliamo candidarci a presentare tutta una serie di opere che la Regione Veneto è in grado di fare, perché voglio ricordare che i fondi del Recovery Fund non sono all'infinito, cioè tu devi garantire anche un cronoprogramma, noi siamo in grado di garantirlo su alcune opere. So che altri colleghi si stanno muovendo su questo fronte. Grazie. Prego Marco Bonet. Prego. Solo per capire una cosa allora, perché al di là magari del misunderstanding di ieri, sì. Cioè il ministro è in carica da febbraio, ha nominato subito una commissione di esperti presieduta da questo professore di cui adesso non ricordo il nome, e Caravita mi pare si chiami, e aveva preannunciato per settembre una proposta da parlamentarizzare. Cioè noi adesso scopriamo a fine agosto che non esiste nessuna proposta, non esiste nessuna carta nuova, la Regione lavora ancora sulle carte di bozza. Quindi mi pare perfino peggio, vuol dire che in questi 7 mesi di lavoro in via della Stamperia non hanno prodotto nulla. Questo non è vero, perché si sono fatti incontri e aggiungo anche di più che abbiamo un costante, diciamo, ve lo può confermare anche il professor Bertolissi, non so, il dottor Gasparini, nel senso che, ma io stesso sono andato dal ministro Gelmini, ho incontrato il ministro Gelmini con il professor Scaccia. Il nostro intento, quello di mettere mano alle carte vecchie, è quello per approfittare di una base di lavoro per capire e mettere in fila un po' di questioni che devono essere chiarite. Però sul fronte di un documento, se è stato detto per settembre, magari il ministro per settembre lo presenterà, non escludo che lo presenti. Prego. Ci sono altre domande per il Presidente? Sì. La collega Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno. Presidente. Leggevo qualche giorno fa una dichiarazione del professor Palù che annunciava 2 farmaci antivirali per la cura del Covid per ottobre. Volevo sapere a che punto sono, se ne ha notizia. Non lo so. Inviteremo comunque il professor Palù, l'ho sentito anche ieri, se sarà disponibile verrà per un altro incontro e quindi potrete fare tutte le domande al professor Palù. Poi volevo chiederle in merito alla necessità o meno di fare la terza dose, dato che sono passati 9 mesi dai primi vaccinati e i primi vaccinati sono personale per lo più sanitario, oltre che magari ospiti delle case di riposo. Avete notato, anche alla luce dell'analisi sierologica che lei aveva annunciato, un incremento dei positivi tra i vaccinati in queste categorie che sono state sottoposte alla profilassi per primi? No, questo no, però voglio dire che intanto il progetto degli anticorpi e quindi dello screening, definiamolo anticorpale, penso sia pronto, mi diceva stamattina in riunione la dottoressa Russo, alla volta della prossima settimana. E questo ci permetterà di fare uno screening, di capire cosa sta accadendo, soprattutto ai nostri anziani nell'RSA. E dall'altro io continuo a dire, ve l'abbiamo detto per primi in Italia e continuiamo a sostenerlo, volete dire che è empirica la considerazione, bene empirica, ma leggere le carte di Israele ne viene fuori che l'efficacia della terza dose c'è. Quando tu leggi che riduce di 4 volte i sintomi gravi nel vaccinato con la terza dose e di 10 volte l'ospedalizzazione, penso che qualche riflessione debba essere fatta. Mi fermo qui. Però io spero che se ci sarà una terza dose, io non tifo per la terza dose, mi tocca farla anche a me, per cui figuratevi, ma se ci dovesse essere una terza dose non ce lo vengano a dire a dicembre o a gennaio, perché dopo è troppo tardi. Noi abbiamo vaccinati, parlo di tutti i nostri medici, di tutto il personale sanitario, 54.000 persone, parlo dei 60.000 dell'RSA, 30.000 ospiti e 30.000 lavoratori, e parlo ovviamente dei grandi anziani del Veneto, gli over 80 che non erano nell'RSA, che hanno ormai 7, 8 mesi, 9 mesi di vaccino. Quindi qualcuno ci dica se gli anticorpi restano sempre alti oppure si comincia a vedere la curva che decresce. Peraltro nelle persone anziane la risposta immunitaria con la somministrazione del vaccino, quindi la risposta anticorpale, è meno efficace, meno efficiente di quello che il loro sistema immunitario, di quello che accade in un giovane. Quindi sappiamo già d'ufficio che sui giovani arriva al 96%, negli anziani non arriva al 96%, per cui un aiutino immagino ci vorrà. Cioè noi vorremmo farci questo inverno in pace, in tranquillità e non dover contare morti, tanto per capirci. Grazie. Prego. Curzio Peppeno.
Buongiorno Presidente. Buongiorno. Legato a questa questione anche appunto della terza dose, invece attualmente c'è la questione ancora Green Pass, del suo utilizzo, di alcune polemiche, come si andrà a utilizzarlo anche poi nelle scuole, nelle strutture istituzionali pubbliche, nel posto del lavoro. Ecco, lei su questo che riflessione può fare sulle polemiche che ci sono sull'uso del Green Pass e come si andrà avanti sull'uso del Green Pass rispetto poi invece anche alle richieste che continuano a esserci di un obbligo vaccinale che però non credo avrà grandi passi in avanti con l'attuale situazione istituzionale del governo. Sì, guardate, queste sono decisioni governative dettate poi da linee guida del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, e dell'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità. Allora, detto questo, è inevitabile che questa forma di certificazione ci accompagnerà ancora, sto parlando del Green Pass, e per alcune, diciamo, siamo passati dalla modalità francese annunciata che era quella coram populi, no? Non si discute, si va anche a bere caffè al bar col Green Pass, a una soluzione diciamo più sartoriale che quella italiana, dove si è deciso che per alcune forme di assembramento o di vita di comunità ci voglia Green Pass, no? Che è lo stadio piuttosto che il ristorante o altro. È pur vero che se lo vediamo sempre dalla parte di chi non ce lo ha, giustamente chi non ha il Green Pass dice mi tocca quantomeno farmi un tampone, poi c'è anche chi non vuole farsi neanche il tampone, quindi diventa problematico. Se spostiamo l'osservatorio un attimo e lo guardiamo dalla parte dell'80% delle persone vaccinate, ti dicono scusami, io mi sono tutelato, ho fatto anche un sacrificio per la comunità, non capisco per quale motivo devo essere io adesso a doversi rimettere. Quindi discussione ce n'è. Io spero che si venga fuori da questa partita del Covid non con una società spaccata a metà, perché il conflitto sociale è sempre dietro all'angolo. Infatti l'invito a tutti è di moderare i toni, ognuno manifesti per quello che vuole, per il vaccino o contro il vaccino, ma facciamolo pensando che ci sarà un domani, non potremmo pensare di consumare le vendette per i prossimi 50 anni di quello che è accaduto in 20 mesi. Perdonatemi se ve lo dico, ma io vedo questa prospettiva, cioè si stanno rovinando anche relazioni personali a causa di questo. Vi sarà capitato? Perché poi si parte con delle discussioni che a volte diventano lunari e poi quando ti trovi davanti a una discussione insostenibile rischi di litigare, rischi di intaccare dei rapporti magari che hai consolidato per una vita. E questo è quello che più mi preoccupa, perché poi il Green Pass verrà ricordato, non è che ce lo portiamo avanti tutta la vita. Perché sono proprio tatuati. Sì, ma non so se funziona il QR tatuato. Ma le tensioni sono anche perché la politica, forse anche la politica insieme, non riesce a dare una risposta che sia unità, che dia una certezza a chi segue questa ricordiamo solo un pezzo di Rousseau: il popolo ti delega a rappresentarlo, la politica rappresenta il popolo, che è un popolo che si vaccina ma anche il popolo che non si vaccina. Quindi io non trovo assurdo nulla, dico semplicemente che sta partita prima la chiudiamo meglio è. E a me fanno piacere le parole di Fauci, che ha detto guardate, vabbè, adesso ne stiamo venendo fuori, sta partita la dovremo chiudere per la primavera 2022. Lui dice questa sarà l'ultima coda. Spero sia così e finisce lì, finiscono i Green Pass, finiscono tutti questi ragionamenti, finiscono tutti questi premi Nobel della medicina che a Stoccolma ancora non hanno conosciuto, e tutti i laureati di Facebook, di tutti i social, e torneremo a sentire i medici che ci parleranno, speriamo non quelli che a sparacazzate, ma insomma i medici seri che continueranno ad essere dei riferimenti per la nostra società. Si è messa molto in discussione l'istituzione del medico, a volte anche maldestramente è stata messa in discussione, perché anche lì può diventare un alibi per non farsi il vaccino. Prego. Lascio la parola allora alla dottoressa Russo, poi al dottor Sarto. Grazie, scusate. Prego dottoressa. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, si sente? Sì. Niente, ringrazio il Presidente e l'Assessore per la possibilità ancora una volta, insomma, di poter portare
un contributo a chiarire magari alcuni elementi che sono, come diceva il Presidente, oggetto insomma da un lato di preoccupazione, dall'altro a volte di contenzioso sociale fra chi si vuole vaccinare e chi non si vuole vaccinare. Allora, volevo un attimo parlare del sistema di farmacosorveglianza, di farmacovigilanza, che è naturalmente un sistema europeo che deriva da direttive europee che poi vengono recepite, sono state recepite dai vari paesi e che hanno come punto di riferimento e coordinamento l'AIFA, che è l'Agenzia per il Farmaco. A livello delle regioni ci sono i centri di farmacovigilanza, il nostro centro di farmacovigilanza è quello di Verona, e noi che monitora naturalmente le segnalazioni di reazioni ed eventi avversi a farmaci e a vaccini. Quindi il sistema di farmacosorveglianza, proprio come il termine dice, non si riferisce solo alle vaccinazioni, ma direi prevalentemente, per il maggiore uso che se ne fa, anche e soprattutto ai farmaci. Quindi farmaci e vaccini. Il vaccino è un farmaco. Allora, il nostro sistema di farmacosorveglianza, abbiamo detto, è a Verona. Noi abbiamo in Veneto un elemento che possiamo dichiarare positivo in più, che è quello dell'istituzione di Canale Verde. L'abbiamo nominato più volte, è stato istituito in questa regione nel 1993, quindi ha una tradizione molto, consolidata, e affianca la farmacosorveglianza. Perché la affianca? Perché la raccolta che viene fatta di eventi, di segnalazioni, sono segnalazioni che vengono valutate come correlate o meno naturalmente al farmaco o al vaccino che viene ad essere considerato. Canale Verde, ed è anche questo a sede a Verona, presso l'azienda ospedaliera di Verona. Allora, la farmacosorveglianza e Canale Verde ricevono le segnalazioni e le valutano. Perché? Perché una segnalazione è correlata sempre in maniera temporale col farmaco o con il vaccino. Io oggi mi faccio il vaccino, domani mattina ho dolore al braccio e magari ho anche febbre, segnalo al mio medico, che a sua volta, o all'operatore sanitario che mi ha fatto il vaccino, oppure io stesso segnalo, perché c'è un canale che poi comunque possiamo anche dare, e abbiamo molto lavorato su questo, sulla segnalazione da parte del cittadino, perché la legge prevede nel nostro paese anche la segnalazione da parte del cittadino. Quindi si raccolgono tutte le segnalazioni che sono innanzitutto correlate temporalmente, cioè vicine all'assunzione o alla somministrazione del vaccino. In questo punto però tutte queste segnalazioni devono essere valutate per valutare da un punto di vista causale, ma è proprio che la causa è stato che ho preso l'aspirina, oppure che ho fatto il vaccino, oppure ho avuto questo tipo di reazione, questo tipo di malessere, questo tipo di reazione che può essere lieve ma può essere anche grave, perché vengono anche fatte fortunatamente anche le segnalazioni degli eventi gravi, e allora questo è importante perché dà quelle che sono le indicazioni che poi servono a ritirare un farmaco nel caso in cui questo risulti pericoloso, modificare la somministrazione dello stesso, oppure dare ulteriori precauzioni e quindi dire alcuni soggetti possono e altri soggetti non possono assumerlo o farlo. Quindi questi sono gli elementi principali. Canale Verde affianca il sistema di farmacosorveglianza a valutare la completezza delle informazioni che intanto arrivano, perché in collaborazione con le ULSS hanno la possibilità di fare un follow up approfondito, quindi sentire il soggetto, vedere come si è verificato, talvolta molto spesso chiamarlo anche per valutare, perché si avvale anche di specialisti, neurologi oppure internisti, nel caso in cui fosse necessario capire effettivamente quello che si è verificato. Ma un'altra cosa importante è che adesso stiamo mettendo a punto anche per il Covid una scheda di segnalazione proprio molto più specifica, e che anche per coloro che magari hanno avuto una prima reazione alla prima dose del vaccino Covid o di un altro vaccino,
In base alla reazione che si è verificata, molto spesso la persona dice: ma posso continuare, non devo continuare, cosa devo fare? Ecco. Quindi la valutazione, diciamo, nel proseguo della somministrazione della vaccinazione viene fatta insieme a questi esperti che sono dei clinici e che valutano nello specifico quella che è la situazione della persona, quindi l'età, le altre patologie, insomma altri farmaci che vengono presi e così via. Quindi abbiamo questo, e poi abbiamo anche un altro elemento che abbiamo istituito nella nostra regione, e che in ogni azienda è possibile fare anche la vaccinazione in ambiente protetto. Cioè, se noi abbiamo avuto una prima reazione, non siamo assolutamente sicuri che magari sia correlata al vaccino, però vogliamo che la persona rimanga non solo i 15 minuti giusti per cui deve rimanere dopo aver effettuato il vaccino, ma possa trovarsi in un ambiente ospedaliero dove magari abbiamo la possibilità di intervenire subito nel caso in cui si dovesse verificare una reazione allergica per cui è necessario intervenire immediatamente. Ci sono dei casi in cui la vaccinazione viene richiesta in ambiente protetto, si dice. Quindi è tutto un sistema atto a garantire, diciamo, la somministrazione del vaccino, mi concentro sul vaccino perché è il nostro tema, ma anche il proseguo delle vaccinazioni e la valutazione dell'effettiva, diciamo, possibilità di fare il vaccino alle persone a seconda della loro situazione. Allora, quello che abbiamo osservato è che c'è un rapporto AIFA che viene pubblicato periodicamente per il Covid, lo trovate sul sito di AIFA. Abbiamo l'ultimo rapporto, il 7º, che raccoglie naturalmente tutte le segnalazioni a livello nazionale. Vi dico gli elementi principali che sono stati evidenziati. Intanto si è visto che c'è stata dall'inizio, da quando è partita la somministrazione, l'offerta del vaccino contro il Covid, una grande partecipazione, diciamo un gran numero di segnalazioni. Adesso, via via che passa il tempo e che quindi si è consolidata l'offerta vaccinale, probabilmente la popolazione, insomma, sulla base anche di quelle che effettivamente sperimenta su di sé, ma anche su chi gli è vicino, del fatto che la cosa è la situazione è più tranquilla, all'aumentare delle dosi, il numero di segnalazioni è leggermente è diminuito, è in diminuzione, quindi c'è una certa rassicurazione. Allora, i dati che sono pubblicati su AIFA dicono che su quasi 66 milioni di dosi ci sono state 84.322 segnalazioni di reazioni avverse, ma eventualmente possiamo dare questa slide poi, e quindi di queste poi naturalmente la scheda che dove viene contenuta la segnalazione riporta una serie di sintomi. Alcuni sono classificati come reazioni non gravi, segnalazioni non gravi, altre come segnalazioni gravi, perché chiaramente anche il grado di approfondimento legato poi alla risoluzione del problema per noi è estremamente importante. Quindi l'87% di questi sono state classificate come non gravi, il 12% come gravi. Poi vi dico quelli a livello nazionale, a livello regionale. Gli eventi e le reazioni avverse più frequenti sono quelle ma il rapporto è pubblico e quindi lo potete visionare, sono quelle che comunque abbiamo detto anche nei nostri incontri. Le reazioni più frequenti, quelle diciamo più segnalate, sono la febbre, la stanchezza, il mal di testa, dolori muscolari e articolari. Queste sono quelle più frequentemente che risultano essere fastidiose, talvolta insomma è necessario che magari la persona rimanga a casa, ma che hanno una breve risoluzione e quindi si risolvono nell'arco di un giorno o al massimo insomma di 2 giorni. Poi invece per quanto riguarda le reazioni gravi comprendono, diciamo, tutti quegli eventi che intanto vengono segnalati, tutti quelli che hanno bisogno di un accesso ospedaliero. Quindi se io ho avuto un problema per cui sono dovuta andare in pronto soccorso, ho dovuto fare una visita specialistica urgente perché ho avuto un problema, quella è una segnalazione che viene classificata come reazione grave. Ma ripeto, sono segnalazioni che sono correlate da un punto di vista temporale. Poi
viene fatta una valutazione su quello che era lo stato di base del soggetto, se quella reazione effettivamente è riportata a livello anche internazionale, per capire se oggettivamente può essere collegata al vaccino. Deve essere valutata la contemporanea, oltre che situazione patologica, la situazione di salute della persona, anche se la persona sta assumendo altri farmaci e quindi se ci può essere stata una interferenza, quindi se ci può essere una correlazione causale oppure è solo una correlazione temporale. Questo cosa vuol dire? Che alcune segnalazioni delle reazioni, delle segnalazioni gravi, non sempre vengono chiuse tutte, nel senso che l'AIFA dice il 58% delle segnalazioni che abbiamo avuto come reazioni gravi si sono risolte, quindi da follow up effettuato la persona che ha avuto la sincope, la persona che ha avuto un problema per cui ha avuto un giorno un accesso in ospedale si è risolto, quindi è chiusa. Le altre probabilmente hanno bisogno di più tempo, quindi nel momento in cui viene segnalata la risoluzione del caso queste sono completate. In Veneto, poi vi daremo comunque la tabella, abbiamo proprio per questo lavoro che è stato fatto per le vaccinazioni pediatriche principalmente, perché su quello che abbiamo lavorato tanto con la farmacovigilanza e con Canale Verde per essere a fianco alle mamme, devo dire, perché nell'ambito dei genitori le mamme hanno una grossa componente decisionale per quanto riguarda la vaccinazione, per essere vicini anche ad evitare e a favorire l'approccio alla vaccinazione abbiamo lavorato molto con Canale Verde, abbiamo sviluppato molto questo senso della segnalazione, questa possibilità di segnalare. Tra l'altro devo dire che abbiamo portato avanti anche quella che è stata la sorveglianza attiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo la vaccinazione abbiamo fatto un lavoro soprattutto nella zona dell'Alto Vicentino, che dopo la somministrazione del morbillo, parotite, rossolia, varicella si telefonava a casa, abbiamo avuto degli specializzanti che telefonavano a casa per chiedere se si erano verificati degli effetti e quindi se c'era la febbre, se c'era l'irritabilità, se c'erano delle cose. Adesso il nostro centro di farmacovigilanza, ne parlavo con la dottoressa Scroccaro, che appunto a livello regionale è responsabile del settore farmaceutico, c'è questa cosa che il Veneto si propone anche per fare nell'ambito del Covid una sorveglianza attiva, quindi probabilmente verrà fatto un campione tra i soggetti vaccinati che verranno contattati per proprio chiedere alle persone se hanno avuto delle reazioni, quindi l'attenzione è massima per rendere possibile l'evidenziazione di elementi, di segnali, di sintomi che possono essere legati alla vaccinazione, perché l'obiettivo è quello di avere delle persone che possano vaccinarsi in sicurezza. Allora, le segnalazioni correlate temporalmente alla vaccinazione nella regione su circa 6 milioni di dosi sono state 15.000. Cosa vuol dire? Non che 15.000 persone hanno intercettato, hanno contattato il proprio medico per fare queste segnalazioni, ma che i sintomi che sono stati segnalati, quindi la cefalea associata alla febbre oppure al dolore al braccio eccetera, sono stati 15.000, di questi 1.200 classificati come gravi. Allora, tra quelle, come si può dire, quelle meno gravi sono quelle che vi ho detto prima, quindi il dolore al braccio, il malessere generale, quindi la stanchezza, la cefalea, queste sono state quelle più rappresentate. Se devo dare qualche numero, quindi su sempre 6 milioni di dosi, 4.009 sono state segnalazioni di febbre. Non di febbre alta, perché la febbre sopra i 39 viene già considerata una reazione grave, quindi la febbre più contenuta. Poi 4.005 sono state le segnalazioni di cefalea, 3.300 quelle di mialgie e di artralgia, però non delle singole persone, ma la stessa persona talvolta può presentare più sintomi, quindi io ho la cefalea ma mi sento anche stanca eccetera. Comunque diciamo che questa è la sintomatologia più segnalata, soprattutto nella parte iniziale dell'offerta vaccinale. Noi abbiamo visto che adesso le persone tendono, probabilmente perché sanno che poi si risolve nel breve periodo, a segnalare meno questa sintomatologia, però per noi è importante mantenere questa segnalazione. Se invece vogliamo considerare quelli
gravi sempre correlati da un punto di vista temporale, abbiamo la febbre alta, ne abbiamo 1900, quindi di iperpiressia, poi, no, su 6 milioni. No, perché 1200 sono quelle, diciamo, come si può dire, le schede, ecco, queste sono quelle che magari sono segnalate in più schede. Quindi nella scheda di Francesca Russo ha avuto la febbre alta, ma ha avuto anche la cefalea. Quella che è una reazione grave viene considerata per conto suo e fa parte della scheda, il resto rientra nelle reazioni non gravi. Quelle, diciamo, le schede sono 1200, quelle che comprendono le reazioni gravi ma possono avere più sintomi. Poi c'è stata la perdita di coscienza, la sincope, cioè la persona che sviene. Questo succede spesso. Io facendo le vaccinazioni talvolta la persona sveniva perché è anche una situazione emozionale e quindi c'è questo intervento, ecco. E poi abbiamo avuto dissenteria, dei casi di trombosi e poi poche invece reazioni di tipo allergico. Abbiamo avuto delle segnalazioni di orticaria, pochissime, per esempio nessuna, ma questo anche a livello nazionale, che riguardi la fascia dei 12-19. Sui 2 milioni di dosi, questo è riportato anche nel report di AIFA, di vaccini che sono stati fatti alla fascia 12-19, nessuna reazione anafilattica, però questo è sempre da considerare e sappiamo che questa è una di quelle, diciamo, come si dice, segnalazioni che possono costituire un'esenzione dal fatto di fare la vaccinazione, un esonero, scusate, dal fatto di fare una vaccinazione, quindi una ipersensibilità alla prima dose costituisce un esonero, per cui naturalmente questo vale per tutti i farmaci, non solo per i vaccini. Le segnalazioni di trombosi sono 180, correlate temporalmente. Non abbiamo in questo momento, ancora io non li ho i dati, ma appena li avremo ve li daremo, quelle che sono invece le correlazioni causalmente correlate. Quindi qui c'è la correlazione temporale, che non necessariamente, perché non abbiamo tra l'altro un arco temporale definito, proprio perché insomma questo sistema e la raccolta delle reazioni avverse è via via in tutto il mondo, insomma, procede e raccoglie. Quindi non è che quello che si verifica dopo il 7° giorno non c'entra niente, vengono prese tutte, anche quelle che si sono verificate a distanza di 2 mesi. Scusi, sì. Il microfono, perché siccome il caso delle trombosi è quello che ha destato più allarme sociale, sicuramente più della dissenteria o dell'allergia. Chiedevo se avete, oltre a questo dato di 180, anche un dato di trend, nel senso, avete registrato nell'ultimo anno più casi di trombosi di quelli che si verificavano negli anni passati? Devo verificarlo. Grazie. Non ce l'ho oggi, ma lo verifichiamo, grazie per questa domanda, perché questo è importante, perché tra l'altro, ma dopo il dottor Sarto ne parlerà, a proposito di alcuni effetti che riguardano soprattutto di reazioni che possono riguardare la fascia giovanile, è molto importante nella valutazione, insomma, del correlato di causalità rispetto al vaccino, quanto effettivamente la malattia è presente nella popolazione rispetto al collegamento quindi con la vaccinazione. No, volevo dire una cosa anche sui decessi, visto che si sono verificati anche dei decessi, ma questo sempre, anche quando vi ricordate i casi della vaccinazione antinfluenzale che qualche anno fa ha portato, insomma, al ritiro del Fluad, insomma tante situazioni che portano poi al ritiro del vaccino. Attualmente in Veneto non abbiamo nessuna correlazione causale tra morte e vaccino. Si stanno valutando queste correlazioni temporali, tra cui l'ultimo, quello che è stato, insomma, oggetto della giornata della notizia di oggi, dove naturalmente tutti i possibili approfondimenti devono essere fatti e vengono fatti per capire se c'è una correlazione causale o meno. Quello di mira, sì. Ecco, questo è importante. Poi il fatto che dicevamo che la correlazione temporale, insomma, deve essere fatta. Poi chi fa le segnalazioni, qui abbiamo dei numeri. Allora, in Veneto il 42% quindi sono venute dai medici.
quindi la persona, perché è la cosa più ovvia, io mi rivolgo al mio medico, il medico fa la segnalazione. Il farmacista il 7,7%, sapete che i farmacisti sono entrati come vaccinatori e quindi effettivamente anche loro, chiunque fa un vaccino e viene a conoscenza di una segnalazione, di una reazione, deve segnalarla. Poi dal cittadino il 18,3%, sono 2.738 segnalazioni sono venute proprio dai cittadini, e poi da altri operatori sanitari, che magari è l'operatore vaccinale oppure un infermiere oppure altri, il 31,7%. Poi volevo dire che naturalmente quello che riguarda i vaccini, che in questo momento ha un'altissima attenzione, perché il vaccino viene somministrato per prevenire più che per curare, giusto? E quindi è chiaro che chi si avvicina alla vaccinazione, non avendo la necessità di curare un sintomo, di curare una malattia, è chiaro che ha molte più perplessità rispetto a quando prendiamo l'aspirina, rispetto a quando prendiamo il protettore della mucosa gastrica, che ce lo scambiamo, e quindi non andiamo a leggere certo il foglietto illustrativo. Però tutti i foglietti illustrativi, tutte le schede tecniche dei farmaci contengono la distinzione in effetti collaterali comuni, rari, molto rari, e la farmacosorveglianza ha questo compito, quello di andare a classificare. Tra l'altro nella maggior parte dei foglietti illustrativi è scritto: qualora ci fosse un evento che non è elencato in questi, va comunque segnalato, quindi questo nella logica della massima trasparenza. Allora, volevo dire che il report dell'AIFA viene pubblicato e quindi è sempre disponibile e si può leggere, può essere letto da tutti. Talvolta necessita magari di qualche spiegazione, noi ci siamo per darla. La vaccinazione, come dice sempre il Presidente, è facoltativa, la persona che va dà il consenso. Io vorrei soltanto, poi il dottor Sarto dopo di me dirà questo, l'abbiamo sempre detto, mentre per il vaccino dobbiamo acquisire un consenso e una convinzione, quando il virus viene da noi non ha bisogno di alcun consenso e provoca molti danni. Quindi se vogliamo risolvere effettivamente la situazione sociale, economica, ma soprattutto quella sanitaria che ci opprime, il vaccino è l'unica arma che noi abbiamo. Adesso, non so, Assessore, diamo la parola al dottor Sarto, oppure se volete fare... Penso che ci sono le domande, poi si passerà... Sì, io direi, se ci sono domande per la dottoressa Russo. Scusi solo un attimo, dottor Reggiani, no, io vi devo salutare anch'io perché purtroppo devo scappare da un'altra parte, ma vi lascio in buone mani, quindi con i nostri professionisti, quindi che sapranno sicuramente rispondere anche all'argomento che oggi volevamo trattare. Prima di andare via, Assessore, è possibile avere quel report totale? Abbiamo estrapolato le schede più significative, quelle con i numeri, che sono quelle che vi interessano, quindi nel pomeriggio ve le inviamo. Perfetto, grazie Assessore. Se ci sono domande per la dottoressa Russo, altrimenti passiamo al dottor Sarto. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno, allora volevo chiederle una precisazione intanto sul servizio che ha annunciato su questa sorveglianza attiva a campione, da quando partirà e quando potremo vederlo? Sì, allora, adesso da quando partirà non lo so di preciso, ma la dottoressa Scrocoro, ne abbiamo parlato ieri, rientra nell'ambito di un progetto europeo che ha chiesto, praticamente la comunità europea, l'EMA ha chiesto attraverso AIFA di avviare una sorveglianza attiva, e quindi a livello delle varie regioni il nostro centro di farmacovigilanza si è reso disponibile per poter fare questa sorveglianza attiva. È chiaro che c'è un lavoro, come si può dire, molto integrato fra i colleghi che seguono la parte farmaceutica e la sanità pubblica che segue strettamente le vaccinazioni, perché anche nel lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa su morbillo, paratite, rosolia e varicella, perché volevamo capire se effettivamente c'erano più reazioni somministrando il quadrivalente rispetto al trivalente più morbillo, paratite, rosolia più varicella, poi abbiamo visto che non c'era alcuna differenza. Abbiamo fatto questo lavoro proprio per stimolare, anzi per andare a cercare, ecco questo è il termine corretto, per andare a cercare
eventuali reazioni che magari non erano state segnalate. E il messaggio che noi abbiamo sempre dato è quello di segnalare tutto, anche la febbre che non arriva, non necessariamente deve essere a 39, ma anche a partire da poche linee di febbre, il malessere, l'irritabilità, qualsiasi cosa, è importante che venga segnalata, perché è importante che il messaggio che io, che ci metto la faccia, vi do oggi, o dei miei colleghi che sono sul campo, sia effettivamente corrispondente alla sicurezza che vogliamo dare alle persone. Grazie, poi volevo chiederle un'altra cosa. Mi diceva, in Veneto 0 decessi, ma a livello nazionale, e in Veneto invece quanti decessi ha registrato come correlazione temporale? Allora, le dico, a livello nazionale, quelli correlati temporalmente, sottolineo temporalmente, sono 498. In Veneto, dall'ultimo report, mi pare sono 38. Di questi, a livello regionale, nessuno al momento, allo stato attuale, è correlato da un punto di vista causale. Vi dicevo prima, sono approfondimenti che richiedono un po' di tempo, perché devono avere la possibilità di esaminare giustamente diversi elementi, e quindi nessuna cosa verrà, come si può dire, lasciata al caso. Considerate che sono 6 milioni di dosi, e invece per quanto riguarda a livello nazionale i 498 che vi ho detto sono su circa 65-66 milioni di dosi. Il report dell'AIFA dice che 7 di questi sono stati correlati causalmente. È presente nel report, quindi però naturalmente bisogna vedere. Sì. E che sintomi? Con che... Non lo sappiamo, questo è quello che riporta il report, e non so neanche di quale regioni, insomma, comunque non del Veneto. Dottoressa, poi volevo chiederle se ha dei dati che dimostrano una segnalazione diversa tra maschi e femmine. Allora, in quello nazionale, adesso quello regionale non ce l'ho, ma insomma lo facciamo, non ce l'ho adesso presente. A livello nazionale non c'è, ma anzi c'è una differenza, ecco, e ho proprio presente, c'è un grafico a torta dove dimostra che il sesso femminile è quello che segnala di più. Non c'è stato quindi un picco, non so, legato, appunto le chiedevo questo perché c'è stato il periodo di AstraZeneca con tutte le preoccupazioni legate. Allora sì, diciamo che la reportistica nazionale riporta naturalmente anche per tipologia. E per quanto riguarda i vaccini a vettore virale, sono quelli che hanno avuto un tasso maggiore di segnalazioni. Poi in senso, diciamo, come frequenza assoluta, poiché il vaccino Pfizer e Moderna, ma soprattutto Pfizer, sono quelli più utilizzati, naturalmente la maggior parte delle reazioni segnalate sono legate a queste, però quelle gravi sono più associate come segnalazione ai vaccini a vettore virale, ma questa è una cosa internazionale, AstraZeneca e Janssen. E le 7 morti? Non lo so, non si sa. Non lo so, perché magari chiederemo un approfondimento su questo. È quello che viene ad essere riportato, però possiamo anche chiedere un approfondimento, insomma, e vi facciamo sapere. Beh, allora dobbiamo anche considerare una cosa, che come ha detto oggi il Presidente, abbiamo ogni giorno decessi legati al vaccino, al virus, quindi sicuramente correlati ad una malattia, e finora sapete che in Veneto ne abbiamo avuti oltre 11.000, quindi io credo che questi parametri possano aiutare, no, a fare un rapporto rischi-beneficio che ognuno nella libertà delle proprie scelte deve comunque tenere presente. Dottoressa, scusi, salto di palo in frasca, ritorno ai monoclonali iniziali, chiedevo a lei direttamente, quando si dice si apre a tutti, a chi si voglia, anche ai minorenni che magari manifestano sintomi da Covid? Non è ancora chiaro questo, o perlomeno non lo conosco io adesso, insomma è una cosa proprio specialistica, tra virgolette. Quello che posso dire sui monoclonali, che come ha detto il Presidente, stiamo lavorando alla possibilità, insomma, di rendere più fruibili, perché probabilmente le persone che diventano positive non tutte sanno che possono usufruire
dell'utilizzo del monoclonale. Invece noi vogliamo che tutti i soggetti che vogliono, insomma, che intanto è aperta a tutti questa possibilità, e quindi noi vogliamo diffondere l'informazione. È chiaro che il medico di medicina generale e il pediatra sono, per quanto riguarda la pediatria, ma adesso non so se possono essere dati fino a quale età, mi scuso ma non mi sono occupato di questa parte. Comunque il medico, diciamo, che segue la persona è quello che è più indicato, però noi attraverso il sistema di sanità pubblica vorremmo diffondere in maniera, insomma, più ampia possibile l'informazione affinché la persona possa usufruire di questi monoclonali che effettivamente bloccano, se presi nei giorni vicini al riscontro della positività, l'evoluzione della malattia. Ecco, questo è il messaggio importante che vogliamo dare. Bene, se non ci sono altre domande per la dottoressa Russo, facciamo il cambio al volo e sentiamo il dottor Patrizio Sarto. Buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente, l'assessore e la dottoressa Russo per questo invito. Devo dirvi che quando mi hanno chiesto di intervenire oggi mi sono chiesto anche cosa andrà a raccontare un medico e un cardiologo dello sport in questo contesto. Sicuramente quello che è successo in questi giorni ha fatto e fa discutere relativamente alla possibilità che la vaccinazione possa generare, andiamo nella questione immediata, sulla questa reazione di interessamento miocardico, quindi del muscolo cardiaco e del foglietto che lo protegge. Prima però di entrare in questo contesto vorrei fare una piccola, fare un ritorno alle origini, cioè da dove siamo partiti. Perché faccio questo discorso? Perché lo faccio sì da medico, ma lo faccio anche da genitore e da chi si occupa del mondo dello sport. Allora, noi arriviamo da un momento dove i nostri ragazzi, io sono un medico dello sport e lavoro prevalentemente con persone giovani, vengono da un periodo di chiusura dei rapporti sociali forte, necessario, ma che ha destabilizzato moltissimo i nostri ragazzi. Non solo i nostri ragazzi, ma tutti noi. È chiaro che l'unico modo per uscire da quello che è avvenuto è una sicurezza generale. Nella fase di lockdown, credo sia importante considerarlo, c'è stato un aumento importante delle problematiche correlate ai ragazzi e al loro isolamento. Sintomi depressivi, disturbi alimentari, tentati suicidi aumentati, e quindi è chiaro che tutto questo contesto non può essere avulso dal sistema di cui stiamo discutendo in questo momento. Perché è molto importante. Allora, se noi andiamo a considerare sport, quindi rischio che può esserci vaccinazione e sviluppo di patologia, dobbiamo parlare di dati, e che sono dati estremamente contenuti. Allora, durante il periodo di pandemia sono state segnalate numerosi casi di interessamento non solo polmonare, cioè il SARS-CoV-2 non genera soltanto una patologia polmonare, ma genera una patologia sistemica. Questo è un concetto che deve passare. Genera una patologia sistemica, e il cuore, che ne abbiamo uno che rappresenta la macchina del nostro corpo, può essere interessato dal SARS-CoV-2. Quindi è descritto che questo virus può interessare il muscolo cardiaco e il suo foglietto pericardico. Con che percentuale questa cosa può manifestarsi? Beh, siamo nell'ordine, in base alle casistiche, io vi porto i dati americani che sono stati recentemente pubblicati nelle maggiori riviste autorevoli in ambito tecnico, va dall'1 al 3%, cioè è possibile che il virus abbia generato e ha generato di fatto, in base a quello che è stato raccolto, un interessamento miocardico dato dal virus SARS-CoV-2. Cosa succede quando il virus colpisce il cuore o il pericardio di una persona? Genera un fenomeno infiammatorio del muscolo che può avere manifestazioni diverse. Questo succede non solo per il virus SARS-CoV-2, ma anche per il banalissimo virus influenzale. Quindi può avere un esordio infausto, una morte improvvisa, può avere generare un danno del cuore che richiede poi nel tempo un trapianto di cuore, può generare un danno del cuore che può far volere lo sviluppo di aritmie, quindi disturbi del ritmo. Questo è un po' lo scenario di una infezione del cuore.
Questo colpisce sia il muscolo ma anche il foglietto pericardico. Ci sono poi tantissimi casi, molto più di quelli che noi ci aspettiamo, di infezione del cuore che passa inosservato, in modo asintomatico. E noi che ci occupiamo di cuori e di atleti, siamo tante volte noi che li evidenziamo perché quando facciamo per esempio la prova da sforzo ai nostri atleti, e la medicina sport ha un ruolo cruciale in questo, è grazie alla comparsa delle aritmie che vediamo che poi andiamo a fare una diagnosi di una miocardite magari avuta nella popolazione giovanile sportiva. Badate bene che questo esito, che si può verificare, può essere pericoloso. È descritto che un esito miocarditico in un cuore di un atleta lo esponga a un rischio di morire improvvisamente in una condizione di assoluta condizione di salute. Questo è un po' lo scenario. Dall'altra parte esiste il problema, mi sono posto io come genitore, farei e dovrei far vaccinare i miei figli. Io l'ho fatto, ne ho 2 figli e hanno deciso, sono maggiorenni, di vaccinarsi. Però il problema è perché un genitore dovrebbe favorire la vaccinazione del proprio figlio. Se mettiamo nella bilancia il rischio di sviluppare, perché è stata descritta la possibilità che ci possa essere, in seguito all'inoculazione della vaccinazione, un pericolo di infiammazione del muscolo cardiaco di questo foglietto che si chiama pericardio, che lo avvolge. Sì, il dato c'è, ma di quanti numeri stiamo parlando? Stiamo parlando di un dato circa di 3 per milione di dosi inoculate in dato italiano, fino a un massimo di 12,6, cerco di essere preciso ma possiamo anche evitare la virgola, nell'arco di 1 milione di dosi somministrate nei dati americani, pubblicati recentissimamente in una delle riviste più importanti. Sì, per milione. Questo è il dato. 1-3%. Cioè i dati della miocardite nel mondo dello sport che è stata segnalata varia da 1 a 3%. Noi a Treviso abbiamo contribuito con una ricerca scientifica assieme all'Università di Siena e abbiamo dimostrato che su 100 ragazzi che abbiamo testato con il Covid, il 3,3% aveva avuto un interessamento miocardico, 2 pericarditi e una miocardite. Quindi questo è il dato che c'è e poi è stato confermato anche da altri autori. Questo è lo scenario, quindi SARS-CoV-2 e miocardite. Il problema poi è, la vaccinazione può determinare, sì, purtroppo è stato segnalata questa cosa, ma abbiamo capito di quali numeri stiamo parlando. I dati che sono presenti allo stato attuale ci dicono che è la seconda dose la maggiormente responsabile di questo tipo di complicanza. Per dare un dato in un altro punto di vista è 1 su 100.000 alla prima dose, 1 su 16.000 inoculazioni alla seconda dose. Il sesso, prima è stato chiesto, sì è vero, nei ragazzi è maggiormente presente rispetto alla popolazione giovanile, rispetto alle ragazze. Maschi. È più frequente nella popolazione maschile dai 12 ai 17 anni, che è la fascia di età quella più colpita. L'altro dato molto importante, quando si manifesta, il dato che è stato segnalato, da 0 a 4 giorni c'è la maggior concentrazione di sintomatologia che porta ad una diagnosi di miocardite che poi sarà da discutere e valutare se è correlata al virus, alla vaccinazione. Perché dico questo? Proprio ieri mattina ho visto un ragazzo che mi è stato riferito dalla nostra cardiologia che ha avuto una miocardite diagnosticata. L'aveva avuta a fine di giugno e il ricovero è stato poi ottenuto, cioè è stato necessario il 14 di luglio. Ma nel frattempo c'erano state 2 situazioni un po' strane, un'estrazione dentaria, quindi probabilmente, chissà, forse una piccola virosi o una batteriemia che è circolata, una febbricola, un po' di giorni più avanti, con una forma dissenterica. Quindi adesso vorremmo capire se quella miocardite è stata veramente la conseguenza di una vaccinazione o da un'altra causa. Quindi questo è molto importante. Quindi quando si va a correlare, lo diceva molto bene la dottoressa Russo poco fa, un conto è la temporalità che si mette in relazione l'evento con poi la diagnosi di questa patologia e poi la vera causa-effetto. Questa è la grande importanza ed è importante quindi che tutti noi medici segnaliamo se ci sono condizioni che ci facciano sospettare, perché questo è nel rispetto di tutti noi, dei nostri pazienti, di tutti quanti dei cittadini, quindi la segnalazione. Poi però che riusciamo a dimostrare che la causa sia dovuta al vaccino, certo andrà dimostrato. I dati ci dicono questo oggi.
ci dicono che quando c'è bisogno di ricovero dura al massimo 2 giorni, molto spesso viene, c'è la risoluzione quasi completa. Cosa bisogna dire in questo contesto? Che la risoluzione per quanto riguarda la miopericardite andrà valutata nel tempo, perché come per la miocardite data da infezione virale come il SARS-CoV-2, molto spesso l'esito lo possiamo trovare anche, lo vediamo di solito dopo 6-8 mesi, se ha lasciato un esito, la stessa cosa dovrà essere valutata per la vaccinazione. Da quello che si sa oggi è che i ragazzi, le persone che hanno avuto questa forma di interessamento miopericardico hanno avuto fenomeni infiammatori molto molto contenuti. Nel mondo dello sport, quindi cittadino è anche uno sportivo, il mondo dello sport perché è molto attento a questo argomento? Vi ricordo che il 13 gennaio di quest'anno il Ministero ha emanato una circolare che chiedeva che tutti i ragazzi che avevano avuto un'infezione, e si continua ancora, fossero proprio sottoposti ad uno screening per escludere che ci potesse essere un esito dato dall'infezione in questa popolazione. Perché? Perché l'atleta, quando fa uno sforzo fisico, manda il suo cuore ad altissima intensità, ad altissima frequenza, ed è quello che potrebbe esporlo ad un rischio. Quindi questo è un po' lo scenario di cui stiamo discutendo. Allora, io potrei anche dire questa altra cosa. Faccio la vaccinazione oggi. Quale dovrebbe essere il messaggio che potrebbe essere utilizzato? Beh, se io utilizzo un messaggio di buon senso la vaccinazione è un'inoculazione di una sostanza che deve determinare una reazione del nostro organismo, in una certa percentuale, ancorché contenuta, può dare degli effetti, diciamo così, minimi. Quindi il nostro corpo forse ha bisogno di un po' di riposo. Per 2 o 3 giorni non capita assolutamente nulla se si riducono le intensità degli allenamenti. Questo è il messaggio che mi sento di dare. È chiaro che la sintomatologia che fa sospettare questa infezione miopericardica è caratterizzata da dolore toracico, mancanza di respiro, palpitazioni. Di fronte a questi sintomi è chiaro che la persona deve riferirsi al suo medico di medicina generale, che è ben consapevole che questa cosa potrebbe anche capitare, e poi ci sarà necessario di un approfondimento e si arriva sempre alla diagnosi. Però stiamo discutendo di allo stato attuale, complicazione remotissima, abbiamo detto dati estremamente molto bassi. Quindi mi sembra che questo sia l'interessamento e la situazione di cui si sta discutendo in questo momento. Chiudo dicendo che questa infezione ci ha insegnato una cosa molto importante, che quello che è vero oggi potrebbe non essere vero tra un mese, perché siamo tutti, stiamo tutti imparando a gestire e studiare questa condizione, per cui quello che ci siamo raccontati oggi potrebbe cambiare magari tra un mese. Questa è una cosa che credo sia giusto dire. Come in politica, non lo so. Grazie dottor Sarto. C'è per il dottore una domanda di Marco Boni. Dottore, buongiorno. Una domanda. Allora, questo tema delle miocarditi, delle pericarditi è uno spauracchio di tutti gli sportivi, perché genera anche qui quelle morti improvvise che purtroppo vediamo alle volte nei campi sportivi, delle tragedie improvvise. Nei ragazzi soprattutto il Covid, diciamo così, ha dato un alto numero di infezioni asintomatiche, quindi io credo che ci possano essere dei ragazzi che hanno avuto il Covid e non sanno neppure di averlo avuto. A questo punto potrebbero aver avuto un interessamento al cuore senza neanche saperlo, quindi che cosa dobbiamo consigliare noi a questi ragazzi? Di sottoporsi comunque a delle visite cardiologiche, medico-sportive? No. Allora, questa è un'ottima domanda. Allora, intanto vi devo dire per esperienza, la medicina sport incontra prevalentemente popolazione giovanile. Decine di migliaia di ragazzi passano sotto la valutazione del medico dello sport. Quando gli viene chiesto al ragazzo se ha avuto, e ti racconta che ha avuto il Covid, e gli chiedi hai avuto sintomi, nel 95% dei casi la risposta è no. Poi gli chiedi ma c'è stato mal di testa? Sì. L'astenia? Sì. Il gusto? Ah sì, ho perso il gusto. Quindi personalmente, questo è un parere personale, però un'idea personale, che quando si va poi a chiedere attentamente, l'infezione della SARS-CoV-2 ha dato di più di quello che noi ci aspettiamo, una sintomatologia ancorché definita lieve.
Detto questo, sull'interessamento miopericardico, questo potrebbe essere vero. Cioè dire, posso aver avuto un'infezione come l'infezione, guardate, una banalissima forma influenzale genera una miocardite, può generare una miocardite, e l'interessamento miocardico è molto più frequente di quello che noi ci aspettiamo. Come possiamo arrivare a questo tipo di diagnosi? Grazie alla possibilità di fare lo sforzo fisico. Noi siamo gli unici paesi nel mondo che fa fare una prova da sforzo ai nostri ragazzi, ed è la prova da sforzo che fa generare delle aritmie che possono essere la conseguenza della cicatrice che una forma virale ha lasciato in quel cuore. Vi dico questa informazione perché abbiamo recentemente pubblicato su Circulation proprio i dati della nostra esperienza, e anche in altre riviste scientifiche. Lo sforzo fisico che viene fatto agli atleti, diversamente per esempio da quello che viene fatto in Inghilterra, è quello che ti permette di fare la diagnosi, perché tu in modo indiretto arrivi a una diagnosi. Arriviamo molto spesso ad una diagnosi di un esito miopericarditico perché vediamo delle aritmie durante lo sforzo fisico, quindi non si deve fare niente di più di quello che si fa già. Se non ci sono altre domande per il dottor Sarto, mi pare di no. No, stavo solo pensando a una cosa, dottore, è che la prova da sforzo non viene svolta, cioè viene svolta a chi fa agonismo, ma la stragrande maggioranza dei ragazzini magari fa nuoto ma non fa gare. Ecco. Certo, allora, questa è un'altra ottima domanda. Quello che abbiamo osservato relativamente, adesso parliamo ambito SARS-CoV-2, abbiamo osservato e ci siamo anche in alcuni casi incontrato con i pediatri, cioè, insomma si è discusso, qualora l'infezione abbia dato una manifestazione estremamente, cioè non semplice, la banalissima forma asintomatica o i pochissimi sintomi, da quello che abbiamo osservato dai dati della letteratura nostri e anche quelli della letteratura internazionale, non è necessario, cioè molto spesso non c'è un esito e non è necessario bene approfondire il quadro. Diverso è se il giovane è stato colpito da fenomeni infiammatori dovuti al SARS-CoV-2 in modo molto più importante. Su questo aspetto mi permetto di dire che esiste nel Veneto la rete clinica in medicina dello sport. Abbiamo 4 strutture hub che raccolgono e valutano i ragazzi che abbiano avuto un'infezione da SARS-CoV-2, diciamo così, importante, e al quali vengono sottoposti indipendentemente ad una stratificazione, ad una valutazione approfondita. Questa è una cosa che esiste. Esatto. No, scusi, non ho capito, cioè vale a dire che se ho un ragazzino che ha avuto un'infezione evidente, vabbè, è chiaro che allora magari può sorgere il dubbio medico di base perché ha avuto la febbre e ha avuto il Covid, ma tantissimi bimbi che magari non hanno avuto sintomi, comunque lei prima mi ha detto sono a rischio, quindi consiglia magari in questa stagione maggiore attenzione durante l'educazione fisica a scuola o cose di questo genere? Allora, i dati della letteratura non ci fanno preoccupare in questo senso. Io sarei tranquillizzante su questo aspetto, però è vero che non soltanto in questo momento, sempre quando siamo nei periodi di forma di interessamento virali, bisogna fare particolare attenzione. Questa è una cosa che deve essere generale. Tanto è vero che noi consigliamo sempre, anche dopo una banalissima forma influenzale, che ci deve essere un corretto periodo di convalescenza, proprio perché non sappiamo se ci possa essere un interessamento cardiaco, ma questo è un buon senso e anche una buona pratica clinica. Questo significa che a distanza di tempo il muscolo cardiaco recupera questo? Guardi, nelle miocarditi in senso generale è quello che ci aspettiamo noi nel mondo nel cuore che deve fare sport, quindi sforzo fisico, e sappiamo che quando c'è un'infezione, non so, prendiamo il ragazzo di ieri, ha fatto un'infezione il 14 di luglio, gli abbiamo già detto ora fai vita normale senza sforzo per 3, 4, 6 mesi, dipende un po' dal grado di interessamento, verrà rivalutato a 6 mesi, si deciderà quale futuro avrà, perché solo fra 6 mesi capiremo se ci sarà un esito. Nella stragrande maggioranza c'è un recupero completo. Esiste però una percentuale di lesioni miocardiche che rimangono e che devono essere valutate, e noi siamo preparati per fare questo.
che però sono conseguenti a quello che dicevavi prima, cioè la mancanza di fiato. Certo, quasi sempre ci sono della sintomatologia. Quando non c'è, per chi si sottopone ad uno screening, quello che viene fatto comunemente, emerge in modo indiretto attraverso la presenza di aritmia. Quindi il cardiopalmo è uno dei sintomi che vengono, che è importante, che devono essere riferiti, insomma, quando c'è. Però mi permetto di dirvi, per concludere, mi pare di capire, che il pericolo di avere una miopericardite da vaccino oggi è veramente remoto. Io, scusi dottore, volevo appunto arrivare alla sintesi, cioè con tutti i dati che ci ha dato proprio sulla base dei numeri da lei forniti, mi vaccino o non mi vaccino? Io i miei figli li faccio vaccinare. Anche sia perché, che siano atleti sia che non assolutamente sì, anche perché i ragazzi che noi abbiamo, che come dire, quotidianamente incontriamo ragazzi, molti ragazzi hanno la voglia di essere vaccinati perché sono stanchi di essere isolati e vogliono tornare a fare una vita normale. Grazie. A voi. Grazie a tutti, buon lavoro.